Ho ripreso a fare arte nel 2014, durante il mio periodo di cure che ho effettuato perché sono stato poco bene. Ho iniziato da quello che è l'intaglio del legno classico, per riprendere un po', per aiutarmi a riprendere quella che era la mia sensibilità alle mani, dato che le terapie fatte me l'avevano praticamente portato via quella che è la sensibilità proprio, la sensibilità. Quindi ho ripreso con l'intaglio del legno fino ma era marzo 2014 questo qua quando ho iniziato, e poi ho dovuto interrompere perché sono andato fuori a finire di fare queste appunto terapie, e ho ripreso che era settembre, finito tutte le terapie, ho ripreso subito comunque a creare qualche cosa perché mi ha aiutato tantissimo sia a livello fisico ma soprattutto psicologico. Eh, Tant'è che poi ne ho create diverse, no? Di cose intagliate, fino al 2015 quando ho ripreso contatti con la mia amica con cui abbiamo fatto l'istituto d'arte assieme, la quale tramite lei ho partecipato alla Sagra delle Ciliegie alla Nusei nel 2015. Lì ho fatto una prima esposizione con quelle che sono le creazioni che fatte durante questo periodo qui. Dopo quella prima uscita così ho visto che comunque piaceva quello che stavo andando a creare, e piano piano ho ripreso a creare anche cose nuove. Sono partito da un gioiello, da un pennello che mi era stato commissionato da una signora per Natale, e da lì ho incominciato a creare quelli che sono i gioielli. Eh, Prima ho partecipato a Cortes nel 2016, no 2015, no 2016, pardon. 2016 ho partecipato a Cortes a Roma, dove ho portato dei gioielli con la fibra del fico d'India, sfondi colorati, quindi ha un richiamo a quella che è la nostra natura qui in Sardegna e in questa zona soprattutto, dato che abito qui. Dopo quelle prime creazioni così ho voluto creare delle cose con quelli che sono i costumi, con i componenti, le passamanerie, le stoffe che si usano per i costumi sardi, molto affascinanti, e ho creato dei gioielli con il legno e i tessuti. Piacciono e sono piaciuti abbastanza. Successivamente adesso sto lavorando a dei gioielli, a delle creazioni, perché poi faccio anche altro, dalle lampade a qualche scultura mia personale, più moderno, un tocco più moderno. Queste ultime creazioni le potrete vedere anche a luglio qui alla Torre a Santa Maria la Varrese, dal 18 al 2 luglio, dal 18 luglio al 2 agosto in un evento che sto organizzando. Il titolo sarà Saogge su mare, la voce del mare, quindi un tema mare. All'interno di questo evento, oltre che le mie creazioni, potrete anche vedere delle fotografie del mio amico Daniele Fanni, fotografo, quindi porterà delle sue foto paesaggistiche attinenti appunto al mare, e anche dei quadri di una mia cara amica che sono riuscito a coinvolgere, dei quadri pittorici sempre sul tema mare. Altri progetti futuri, vediamo, ne ho tanti in testa, però un passo alla volta, mai fare il passo più lungo della gamba. Poi chiunque può vedere quelle che sono le mie creazioni seguendomi sulla mia pagina Facebook e Instagram, Pavelo di Alessio Cabras.